Bentrovati a un nuovo appuntamento con Trieste in diretta. Questo pomeriggio parliamo di balletto, di musica, di lirica con quello che è il protagonista sul nostro territorio, il Teatro Verdi di Trieste. Abbiamo con noi Paolo Rodda, direttore artistico appunto del Teatro Verdi di Trieste. Bentrovati innanzitutto. Grazie. Buon pomeriggio a tutti. Allora, Rodda, siamo qui innanzitutto per presentare Giselle, perché torna il grande balletto sul palco del Verdi, un appuntamento che si aprirà il 14 fino al 19 maggio e insomma è un titolo che è un po' l'icona del romanticismo, quello di Giselle. Beh sì, è un titolo classicissimo e in questo caso tra l'altro è riproposto con delle coreografie anche classicissime. Abbiamo il protagonista assoluto, sarà il corpo di ballo del teatro di Lubiana, naturalmente ci sarà la nostra orchestra e questo crediamo che sia un valore importante all'interno delle rappresentazioni di balletto, cioè che c'è la musica dal vivo, questo dobbiamo rimarcare. È il penultimo degli appuntamenti di questa stagione lirica e di balletto appunto che ha debuttato all'inizio di novembre e si concluderà con l'ultimo titolo che è un dittico. In realtà abbiamo la porta divisoria e il castello del Duca Barbablù, un inedito dittico e si concluderà a giugno. Il balletto debutta martedì 14 maggio e poi si sussegue per tutte le giornate fino a domenica 19 maggio, l'ultima replica alle 19. Quindi insomma un importante appuntamento per gli amanti del genere, ma magari anche a me vengono in mente i tanti ragazzini e ragazzine delle scuole di ballo che iniziano a ballare da piccole e che magari vogliono vedere un grande balletto come questo, che è un po' un punto di riferimento per chi ama il genere. Sì, sicuramente accanto ai grandi capolavori di Tchaikovsky questo è un grandissimo classico. Ricordo le musiche di Adolph Charles Adams e qui le coreografie sono di José Carlos Martínez, però sono delle coreografie veramente nel filone della grande classicità. Ricordo, ne abbiamo parlato ieri in conferenza stampa con il direttore del corpo di ballo Renato Zanella, ricordo che abbiamo un importante rapporto di collaborazione con il Teatro di Lubiana che è iniziato nel 2022 e quindi abbiamo, come dire, gli spettacoli che portiamo sono scelti tra un repertorio vastissimo che il Teatro di Lubiana ha nei cartelloni. Parlavamo di questo, appunto, di questa importanza di mantenere vivo proprio la tecnica e l'espressività del balletto nei suoi movimenti coreografici più classici. Naturalmente c'è un grande fermento nel mondo della danza, soprattutto per quanto riguarda le coreografie moderne e la danza contemporanea. Questo rischia in qualche modo di distogliere da una disciplina che è difficilissima. Basta pensare a come si muovono sulle punte le ballerine. Oggi ci sono anche dei ballerini che si muovono sulle punte, non sarà il caso di questo balletto, ma che grande disciplina ci vuole e la particolarità di quest'arte espressiva. Tra l'altro grandi interpreti, vedo insomma con in scaletta insomma quelle che sono anche le protagoniste e i protagonisti dello spettacolo che potremo vedere in scena al Verdi. Sì, ricordo anche, importante è l'apporto del maestro direttore d'orchestra, in questo caso Ayrton Desimpeler, che è già stato con noi per il balletto, ma è stato con noi anche in un appuntamento della precedente stagione sinfonica, la stagione sinfonica del 2023, che tra l'altro ha riscosso personalmente un notevolissimo successo sia da parte del pubblico che della critica e anche un consenso da parte che non è secondario
Dario, da parte dei musicisti della nostra orchestra, che sono esigenti per quanto riguarda la direzione dell'orchestra. Sì, i solisti e il corpo di ballo sono quelli di Lubiana, e abbiamo già avuto occasione di ammirarli, ad esempio la protagonista femminile, Anastasia Matvienko e Nina Noc, sono state con noi anche per il Romeo e Juliet di Prokofiev, spettacolo, ricordo, che è stato programmato nella precedente stagione. Bene, quindi insomma dal 14 al 19 parecchi giorni di programmazione, insomma, per accontentare anche un po' tutti. Prevendite immagino già disponibili. Sì, assolutamente. Ricordo che tutti questi spettacoli, tutta la stagione, è naturalmente in abbonamento, ma naturalmente abbiamo, importantissimo per noi, è lo sbigliettamento che quest'anno, siccome ormai è il momento di qualche bilancio, certo, essendo superato il tre quarti del tragitto, abbiamo avuto dei numeri davvero importanti quest'anno nell'ambito della stagione, veramente degli sbigliettamenti ragguardevoli. È una cosa che ci conforta moltissimo, è anche il fatto che, soprattutto, siccome programmiamo in 2 weekend, la seconda settimana raggiungiamo dei numeri ancora superiori rispetto alla prima. Questo vuol dire che lo spettacolo in qualche maniera riscuote successo. Quindi il passaparola fa sì che sia aumenti funziona. Ancora. Sì, questo naturalmente per noi è un segnale importante che ci, come dire, ci conforta. Ecco. Devo dire che anche la critica quest'anno è stata piuttosto, ha dato dei riscontri piuttosto importanti. Ci sono delle riviste che danno le stelline. Abbiamo raggiunto, sono riviste a livello nazionale, quindi è molto difficile raggiungere il massimo del punteggio, ma noi l'abbiamo raggiunto quest'anno e ci siamo arrivati vicinissimi, con 4 stelline e mezzo su 5 in alcuni altri, quindi a parte gli scherzi, insomma, sono state veramente, credo, degli spettacoli che ci hanno dato soddisfazione, e spero anche il pubblico, ma questo l'abbiamo avuto il riscontro anche all'uscita della sala, e ci sembra che ci sia stata soddisfazione per questa stagione. Tra l'altro lei parlava prima di Giselle come appunto spettacolo classico da molti punti di vista, ma si può dire che anche larga parte della stagione dal punto di vista delle opere c'è stata un'attenzione particolare proprio ai classici, viene in mente il Nabucco, ma non solo, no? C'è un riscontro del pubblico su una serie di opere classiche, naturalmente con tutti gli eventuali aggiornamenti della modernità, ma è stato un po' un filone che avete percorso. Beh, dobbiamo pensare che naturalmente il classico, magari una stagione esclusivamente fatta di titoli popolari, naturalmente non può esserci, soprattutto la critica a volte rimprovera il facile rifugiarsi nei titoli più popolari, però il titolo popolare è anche quello, a nostro avviso, che consente di avvicinarsi ad un pubblico non di intenditori, non di frequentatori abituali delle sale teatrali, e che magari vanno a teatro quando c'è un titolo di cui hanno sentito parlare e quindi hanno delle aspettative di un certo tipo e scelgono quel tipo di spettacolo. Quest'anno è stato sicuramente il caso dei titoli più popolari, come di Zauberflöte di Wolfgang Amadeus Mozart, il flauto magico, sicuramente del Nabucco. Anche la Cenerentola ha avuto veramente uno sbigliettamento ragguardevole. Abbiamo avuto qualche presenza in meno in uno spettacolo che invece devo dire che è stato premiato dal successo in sala e anche dalla critica, che è stata l'Anna Bolena di Donizetti, uno spettacolo meraviglioso nella regia di Graham Beek, che ha avuto dei grandi interpreti.
E naturalmente oggi dobbiamo tener conto anche di questo, ma non succede soltanto a noi, succede in tutti i teatri, i titoli meno popolari fanno un pochino più di fatica. Certo. Però è un percorso, dobbiamo tenere conto, dobbiamo contemperare appunto nelle diciamo necessità. Ci serve un equilibrio tra tradizione e innovazione nel cartellone. Eh sì, serve questo equilibrio, trovare il giusto equilibrio è la cosa più difficile ovviamente, oltre che a trovare gli interpreti giusti e anche aver cura per la scelta degli allestimenti, che non è un elemento secondario e a mio avviso soprattutto per quel che riguarda il pubblico giovane, che è molto esigente da questo punto di vista, nel senso che magari ci sono quelli che sono gli appassionati dell'opera lirica che un po' meno magari guardano lo spettacolo, l'allestimento, ma sono più interessati all'ascolto delle voci. Invece sicuramente il pubblico giovane, chi arriva per la prima volta a teatro, naturalmente ha delle aspettative importanti anche su questo aspetto. Da questo punto di vista. Ecco, poi bella, insomma, in particolare in questo spettacolo, ma non solo, questa collaborazione con Lubiana, che fa sì che in questa area non ci siano confini più neanche dal punto di vista dei teatri. So che fa lo stesso tra l'altro Rossetti su altri fronti, quindi è un bello spunto anche per il futuro. Sì, è una collaborazione importante, naturalmente non è l'unica collaborazione che noi abbiamo in questa stagione meno, ma in altre abbiamo comunque un ottimo rapporto anche con l'altro teatro sloveno, che è il teatro di Maribor, e abbiamo anche come dire, attivato delle veramente splendide collaborazioni anche a livello del nostro territorio regionale, sia con i teatri cittadini sia con le realtà musicali del Friuli Venezia Giulia. E questo è anche un cammino virtuoso che è stato rimesso in moto e che veramente ci offre a tutti delle possibilità non soltanto di visibilità, ma anche, come dire, di ottimizzazione delle risorse. Questo è molto importante, io credo. Allora, tra gli altri appuntamenti che sono in arrivo, in questo caso al Ridotto del Teatro Verdi, parliamo di Voci di Donna, un altro appuntamento a breve. Beh, un appuntamento Voci di Donne, perché è la parte delle voci femminili del nostro coro, un appuntamento che avrà luogo nella sala del Ridotto. Ricordo che la sala del Ridotto è una sala per noi molto importante, anche perché è la sala destinata a quella rassegna che avviene nel periodo della stagione lirica, e che è la rassegna dell'opera in un atto. Qui si tratta di un concerto per voci femminili, diretto dal maestro Paolo Longo. Al pianoforte ci sarà la nostra bravissima Adele D'Aronzo, che è un maestro collaboratore, spesso protagonista. L'abbiamo sentita protagonista anche nella Cenerentola di Rossini, nell'esecuzione dei recitativi al fortepiano. È un appuntamento un po' di nicchia, ma il repertorio è stupendo, è dedicato alla musica francese, è un programma meraviglioso. Voglio ricordare anche il nome di due soliste che avranno una parte significativa e sono componenti in questo caso del nostro coro, anche a testimonianza della qualità. Abbiamo il soprano Francesca Palmentieri e il contralto Elena Boscarol, che eseguiranno le parti solistiche, che sono numerose in questo concerto. Si comincia con Debussy, poi Massenet, Gabriel Fauré, quindi una parte sostanziosa dedicata alla musica francese del Novecento, per poi finire con Britten, prima Holst, Benjamin Britten e Aaron Copland. Un programma della durata di poco più di un'ora, e non è l'unico appuntamento con il coro. A questo appuntamento seguirà anche un concerto con tutto il coro, cioè un coro misto. Ricordo la data, domenica 26 maggio, in questo caso sarà alle ore 18, una pomeridiana, tutto dedicato a Brahms, ai Liebeslied di Brahms. Ecco, in chiusura, insomma, anche la stagione con l'ultimo titolo d'opera, che dicevamo anche prima
insomma ha dato ottime soddisfazioni. Sì, come ho ricordato prima c'è la chiusura e poi se abbiamo ancora un attimo di tempo è stato già presentato in parte c'è stata una conferenza stampa di presentazione dell'attività estiva di Trieste Estate. Voglio ricordare che quest'anno abbiamo degli appuntamenti davvero significativi e quindi in collaborazione con il Comune di Trieste abbiamo lavorato tantissimo con l'assessore Rossi. E quest'anno il nostro apporto sarà particolarmente significativo poiché riportiamo l'opera al Castello di San Giusto. Questa è una cosa per noi molto impegnativa ma anche molto importante e speriamo sia l'inizio di un'attività estiva che possa nei prossimi anni diventare sempre più ampia. Avremo 3 appuntamenti di Turandot, quindi un classicissimo, un'opera popolarissima di Giacomo Puccini che ci ha dato una grande soddisfazione nella chiusura della stagione dell'anno scorso. 3 appuntamenti che saranno nel mese di luglio. Assieme a altri 2 concerti faremo un concerto dedicato al 200° della nona sinfonia di Beethoven e riproporremo i Carmina Burana. Accanto a questa attività che si svolgerà nel Piazzale delle Milizie del Castello di San Giusto riproporremo l'operetta nell'ambito di un rinnovato Festival dell'Operetta con la Contessa Mariza a chiusura dell'attività in agosto, ma accanto all'operetta porteremo anche un musical inedito, Mimma, a fine luglio, un titolo di operetta in concerto, Sogno di un valzer di Oscar Strauss e altre cose che annunceremo più avanti. È molto interessante questo di San Giusto perché insomma così come chiaramente anche gli altri appuntamenti della stagione tradizionale del Verdi, ma sono appuntamenti che portano anche un certo tipo di turismo, perché è ovvio che insomma una Turandot suonata al Castello di San Giusto all'aperto in estate è un appuntamento per cui magari si fa anche qualche chilometro, no? È una grande sfida questa di riproporre, naturalmente ci sono luoghi che conosciamo benissimo come l'Arena di Verona, ma anche altre sedi estive dove si rappresenta da molto tempo l'opera lirica. Per noi è un ritorno, ma praticamente è un inizio. Si è già fatto in passato, ma in un passato remoto di cui naturalmente ci ricordiamo poco. Diciamo che a livello di maestranza bisogna ripartire da zero per allestimento. Sì, naturalmente, e sappiamo che è ben diverso mettere in scena uno spettacolo di opera lirica all'aperto rispetto a quello che è la nostra consuetudine, cioè quello di fare un luogo che conosciamo benissimo, ma devo dire che c'è l'entusiasmo di tutti, anche dei registi e scenografi che hanno creato questo spettacolo al quale abbiamo pensato, che è uno spettacolo che si presta a nostro avviso a essere riproposto all'aperto. È uno spettacolo grandioso, Turandot, e sappiamo che l'ultima opera di Giacomo Puccini, questo grandissimo musicista veramente, di cui non si finisce di stupirsi. La direzione è affidata al nostro maestro stabile Enrico Calesso. Avremo un cast molto importante che verrà annunciato a brevissimo e quindi vi aspettiamo tutti. Devo dire, a luglio gli appuntamenti da Turandot, no? Giusto? Dunque, dico brevissimamente le date, ricordo, avremo mercoledì 10 luglio, venerdì 12 luglio e sabato 13 luglio. Queste sono le date della Turandot, poi il 18 luglio, sempre sono appuntamenti serali ovviamente perché lo spettacolo va fatto quando la luce, il sole tramonta, la nona sinfonia di Beethoven il 18 luglio e il 21 luglio i Carmina Burana. Carmina Burana che l'anno scorso hanno avuto veramente un successo enorme e abbiamo avuto il tutto esaurito nel piazzale. E ricordo anche gli altri appuntamenti che sono importantissimi
importantissimi per noi. Il 16 luglio Sogno di un valzer in collaborazione con l'Associazione Internazionale dell'Operetta, così come la Contessa Marica, e poi il debutto del musical Mimma sulla musica di Ron Semijonowski, è veramente un inedito. La musica è molto bella, classica, è veramente un musical classicissimo, e quindi la musica sarà veramente quella che ci aspettiamo. Arriva da Londra questo musical e andrà in scena in due serate, martedì 30 e mercoledì 31 luglio a Teatro Verdi, così come la Contessa Marica, 8, 10 e 11 agosto. Bene, so che nel corso di questa stagione c'è stata anche un'attenzione particolare ai più piccoli, diciamo così, per costruire gli spettatori, gli amanti della lirica del futuro, in particolare mi riferisco allo spettacolo Arlecchina e Colombina al Ridotto del Verdi. Anche mia figlia con la sua classe è andata a vederla, è rimasta entusiasta da questo rapporto anche diretto, no? con i protagonisti che cantavano in mezzo alla platea. Anche questo è, come dire, da una parte una missione del teatro, ma anche una questione, diciamo così, di arricchimento, di educazione musicale per i più piccoli. Beh, l'opera in un atto la definiamo operina, ma per noi è un lavoro importante e si inserisce nell'ambito delle nostre attività con un ruolo che non è soltanto quello di divulgazione o, come dire, di avvicinamento dei giovanissimi all'opera lirica, alla musica più in generale, ma svolge un ruolo anche sociale, perché naturalmente è uno spettacolo che ha delle caratteristiche diverse, quindi per la sua durata, per i costi di sbigliettamento che sono veramente ultra popolari, quindi dà la possibilità di accesso a tutti quanti, ma anche per gli orari in cui vengono messi in scena questi spettacoli, no? Perché in orario mattutino, primo pomeriggio, tardo pomeriggio, cerchiamo un po' di programmare dando la possibilità veramente a tutti di trovare il momento giusto per recarsi a teatro. E poi c'è anche un aspetto veramente che va sottolineato. Spesso, non tutti i titoli, ma ad esempio quest'anno abbiamo avuto 2 spettacoli con musiche inedite, 2 nuove commissioni, una a Marco Podda nel caso dell'Oro del Diavolo e una a Matteo Musmeci, un compositore siciliano che ha composto le musiche di questo Arlecchina e Colombina. Nel primo appuntamento, e questo è stato interessante perché, come dire, in qualche modo ha svolto questo ruolo di preparazione dei non piccolissimissimi, ma di quelli che poi si sono recati magari a vedere successivamente il Zauberflöte nella versione originale. E abbiamo portato in scena un flauto magico in versione ridotta, in questo caso sono stati rivisti i dialoghi, naturalmente sono stati fatti, l'opera è stata condensata, però c'erano tutti gli elementi, c'era la Regina della Notte, c'era la Papagena, c'era il Sarastro. Devo dire che ha avuto un enorme successo e pensiamo che lo riproporremo, credo, il prossimo anno, proprio perché non siamo riusciti ad accontentare tutti in questo. Importante. E anche nella prossima stagione, posso già dirlo, dopo il successo di Arlecchina e Colombina, credo che creeremo un nuovo spettacolo con queste caratteristiche che ci sembrano veramente, come giustamente ha sottolineato, il fatto che anche la sala consente di essere veramente tra il pubblico. Certo. E questo per i bambini è una cosa veramente, un'esperienza straordinaria, non soltanto le voci così vicine, ma anche la possibilità di toccare veramente i costumi. Certo. Naturalmente sappiamo quanto gli abiti, soprattutto gli abiti del repertorio settecentesco, possano colpire, affascinare i bambini. Certo. Ecco, torno al tema iniziale, Giselle, e chiedo in maniera così, forse anche un po' banale, ma perché venire a teatro a vedere Giselle, soprattutto per quel pubblico che magari ha visto solo un balletto, non ha visto mai il balletto ed è magari curioso? Beh, naturalmente
come abbiamo detto, è proprio uno dei classicissimi assieme al Lago dei Cigni e alla Bella Addormentata, e quindi se si vuole vedere un balletto classico e come dire, e farsi un'idea di quello che è il balletto classico, dove ci sono i solisti che ballano le soliste che ballano sulle punte, e come dire, ci sono tutte le parti coreografiche che fanno parte di quel patrimonio e di quel bagaglio culturale classico. Ecco, questa è una delle ragioni. Un'altra ragione è sicuramente il fatto che la musica è suonata dal vivo, non è musica registrata come si sente molto spesso. Il nostro teatro propone sempre con l'orchestra, e questo produce sicuramente un'altra emozione. E poi le musiche sono straordinariamente belle, sono delle musiche che non hanno nulla a che invidiare ai capolavori di Tchaikovsky, si rifanno alla tradizione musicale francese, ma come dire, sono anche in qualche maniera premonitrici anche di momenti musicali che ascolteremo magari poi più tardi in Puccini. Non so, non è soltanto musica francese, è anche musica verso il Novecento, certo. In certi momenti ci sono dei bellissimi soli, ricordiamoci un solo veramente importante di uno strumento che non è tanto ascoltato come la viola. La viola è un violino un pochino più grande, ma sempre da braccio, come si dice, nel senso che viene suonata appoggiata alla spalla, non come il violoncello invece. È un solo veramente importante che tutti conoscono, perché è un pezzo d'obbligo per i concorsi per prima viola, ma ci sono tante parti solistiche anche per tantissimi strumenti, quindi è anche un modo di conoscere, come dire, con un'orchestrazione di questo tipo, è un modo di conoscere i diversi strumenti che compongono l'orchestra classica. Certo. Ecco, questa chiacchierata ci ha fatto capire come il Teatro Verdi non si fermi mai per tutto il corso dell'anno, no? Perché tra stagione, balletto, estate, insomma, spettacoli a San Giusto, veramente cercate di coprire una programmazione che insomma esce anche dal teatro. Incomincia un pochino a mancarci proprio lo spazio temporale, siamo veramente, perché poi finiamo, come abbiamo visto, intorno alla metà di agosto, proprio prima di Ferragosto, ma poi a settembre dobbiamo riprendere con la nostra attività celermente, quindi veramente sì, abbiamo un'attività che si è intensificata parecchio, e tra l'altro pensiamo anche sempre a nuovi progetti per allargare il più possibile quello che è l'offerta musicale, quindi vediamo se... Speriamo di farcela e di dare qualcosa ancora di più il prossimo anno. Quindi immagino che siete già al lavoro per il cartellone. Sicuramente stiamo lavorando alacremente, sia per quel che riguarda la programmazione sinfonica, che aprirà, diciamo, a settembre, sia per quel che riguarda la definizione del nuovo cartellone di opera lirica e di balletto 2024-25. Per l'opera in un atto, come abbiamo detto prima, e per altri progetti che speriamo di riuscire a offrire al nostro pubblico. Bene, allora in chiusura ricordiamo Giselle dal 14 al 19 maggio al Teatro Verdi, con questa importante collaborazione con i solisti del corpo di ballo dell'Opera Ballet di Lubiana, che insomma fa capire come si lavori anche in collaborazione su territori vicini. Grazie ancora a Paolo Rodda per essere stato con noi e averci raccontato un po' tutto della stagione e anche dell'estate. Restate con noi perché Trieste in diretta continua.